La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG serale di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca perché due incidenti stradali abbastanza gravi nel giro di 5 minuti sono accaduti oggi sulle strade di Busto Arsizio e Castronno. In quest'ultima località si è verificato il primo incidente poco dopo le 13:30. Un pedone di 25 anni è stato investito in viale Lombardia da un automezzo il cui conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Il ferito è stato portato con vari traumi all'ospedale di Circolo di Varese, ma non è in estremo pericolo. Poco dopo questo incidente i soccorritori sono stati chiamati ad accorrere in via Montenero a Busto Arsizio per uno scontro tra auto e moto in cui è rimasto ferito un uomo di 61 anni, poi portato in ospedale. Anche per lui traumi ed escoriazioni, ma la sua vita non è in pericolo. E rimaniamo in tema di incidenti. Purtroppo è morto nella notte l'uomo di 58 anni, residente nella frazione Traffiume di Cannobio, che nella tarda serata di ieri era stato colpito dalla saracinesca del garage e investito dalla propria auto. Nonostante sia stato trasportato d'urgenza all'ospedale Castelli di Verbania e nonostante il disperato intervento dei medici, per lui non c'è stato niente da fare. Sulla dinamica del tragico incidente indagano ora i carabinieri della stazione di Cannobio. Ci occupiamo adesso della tragedia del Mottarone perché oggi pomeriggio si è tenuto l'incontro in procura a Verbania tra il consulente, il professore del Politecnico di Torino, Giorgio Chiandussi, e gli inquirenti che indagano sull'incidente della funivia del Mottarone in cui sono morte 14 persone. L'incontro di oggi è servito a fissare alcuni elementi tecnici necessari per gli accertamenti irripetibili. La rimozione della cabina 3 dal luogo della tragedia non potrà essere effettuata prima della prossima settimana. Alcuni accertamenti infatti dovranno essere effettuati senza rimuovere la cabina, mentre altri comunque andranno poi fatti con la cabina rimossa. Nel frattempo sul Mottarone c'è stato il sopralluogo degli ispettori della commissione ministeriale. Varese, a un anno dallo sversamento di gasolio al Campo dei Fiori, abbiamo fatto il punto sulle operazioni di bonifica. Il servizio è stato realizzato da Marco Croci. Era il 12 giugno dell'anno scorso quando dai rubinetti di Varese, Barasso e Comerio si sprigionò un forte odore di gasolio. Le analisi, compiute da ARPA e ACSM Agam, accertarono la presenza di idrocarburi pesanti nelle sorgenti a servizio degli acquedotti. Iniziarono così le indagini, che nel giro di poco tempo portarono a scoprire che oltre 3.000 litri di gasolio erano fuoriusciti da una cisterna davanti all'ex caserma militare in vetta al Campo dei Fiori. Le operazioni di bonifica sono in corso anche in questi giorni, con la posa di speciali teloni bianchi su tutto il terreno contaminato. Lo scopo è di evitare il dilavamento di eventuali sostanze inquinanti rimaste ancora nel suolo dopo l'attività di bonifica. Le operazioni sono in capo all'esercito, dal momento che il Ministero della Difesa è proprietario del terreno su cui si trova la cisterna, ma vengono condotte con la supervisione dell'Agenzia regionale per l'ambiente. In chiusura i dati relativi al Covid. Oggi in Lombardia sono stati effettuati 35.716 tamponi, 461 le persone risultate positive per un indice di contagio dell'1,2%, 9 i decessi registrati. Per quanto riguarda i ricoveri, diminuzione di 14 pazienti in terapia intensiva, attualmente sul territorio regionale sono 220 i ricoverati, mentre negli altri reparti si registra oggi un incremento di 22 persone, siamo in questo caso a 1073. Infine i dati provinciali, oggi a Varese riscontrati 120 nuovi casi, la provincia di Varese è al secondo posto nella graduatoria odierna dietro Milano che ha fatto registrare 123 nuovi positivi. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buona serata, appuntamento a domani.